Bella raga, ciao a tutti del commendatore veneziano, scusate se siamo in questa schermata, mi sono dimenticato di registrare in griglia. Comunque siamo primi in classifica raga, qualificazioni mostruose, il Cume sta tornando, il Cume incazzato nero vuole vincere il mondiale nonostante una macchina scandalosa. Secondo Ralf, terzo Michael, solo sesto il mitico Rubinho, campione del mondo, vaffanculo. Vai raga. Clutch out, we're green. Go. Vai raga. You've Il dropped cazzo. down into P2. Try and take first back. Push for the win. Mi ha bruciato Ralf. Si è svegliato adesso Ralf. Ma Juan Pablo Cume è furioso, che You're sorpasso. leading the pack. P1. È furioso veneziano. Comunque la Williams si è un po' ritrovata con Ralf secondo in griglia, questa è anche una cosa positiva. Ma il Cume ha detto non ha accettato addirittura le critiche sui mondiali precedenti, dove comunque il Cume ha dimostrato di essere un abile pilota, giovanissimo e già così vincente. È chiaro che la macchina è molto inferiore rispetto alla Ferrari, però il Cume è il cuore, il Cume è la classe, il Cume è tutto. Saranno 10 giri durissimi. Catalogna, per carità, è un circuito molto favorevole. Ralf deve tenermi dietro Michael. È l'unica chance che ho, tenermi dietro Michael. Scusate, ma devo parlare con lo slang di Michael. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Murray Walken, che era Murray Walken, il grande telecronista degli anni 90. Sì, non solo 90, ma mi ricordo che era nel giochino di F1 96. Non riesco ad andarmene, ovviamente. No! Salvata, miracolo. È scorbutica, è burbera sta macchina, è burbera. Yellow flag, sector 1. Adesso me ne sto andando, però Ralf mi sta rallentando Michael. Qualcuno si è ritirato. No, forse no, è solo un testa coda. In testa alla corsa Juan Pablo Cume, al secondo posto Ralf Schumacher, al terzo posto Michael Schumacher. No, così faceva la telecronaca Murray Walken, cioè Murray Walken. Scusate ragazzi, tensione altissima perché sono incazzato nero dopo la stagione dell'anno scorso. E il Cume vuole pitturare, signori. Boom! Good job. That was the fastest lap of the race so far. Lap of the race. Il Cume vuole dimostrare che l'arte, che è lui il più grande, che l'arte è cumendiana. Il campione del mondo Barrichello sembra leggermente in difficoltà. Yellow flag, a volte ritiro. Barrichello, ritiro, ti prego, dimmi Barry. David Coulthard. Ritiro per David Coulthard. Sembra finita ormai l'epopea coulthariana, che ha portato comunque un titolo dell'era nuova della Formula 1 nel 98. Mamma mia. Guarda, proprio inchiodato, ho perso molto qua secondo me. Uno e 6. Dobbiamo continuare a pitturare, ragazzi. Barrichello 19esimo.
Erroraccio di Rubinho sicuramente. O l'incidente con Coulter, chissà. Barrichello non prende punti oggi. Dobbiamo approfittarne per piacere. No, mamma mia. Macchina difficile da guidare. Sta arrivando Ralph. Incredibile Ralph. P2, try and take first back, push for the win. Che si è inventato Ralph, signori. Ha sfruttato a dovere il mio errore. Ma non è una macchina facile da guidare. No, no, calma Kuma, no, non buttare via tutto. E buttiamo via tutto. P3. Buttiamo via tutto, incredibile. Veramente devo dare attenzione. Sato ai box. Attenzione, Schumer è andato moltissimo qua. Ha problemi forse Michael. Si butta il cubo, bravissimo. You've dropped into P3. Non ci credo. Cosa ha rifatto Michael? Che lotta Michael, Kume. Tra i due che hanno vinto più titoli in quest'era moderna, iniziata nel 98, la nuova era della F1. You've dropped into P3. Mamma mia che lotta, signori. Ma ne abbiamo. Yellow flag. Second place, signori. Cosa succede? Into P3. Non ci credo. La macchina non mi ha girato, non ci credo. Ho fatto un sorpasso mostruoso. Ma vaffanculo, va. Incredibile, sto buttando via una chance epica. Adesso è dura. Forse Shui potrei riprenderlo, ma sicuramente no, Ralph. Incredibile, butto via la vittoria. Però la macchina la sento bene a livello di guidabilità. Macchina difficile. Da matta fuori. Sta arrivando anche Trulli, signori. Ma siamo in difficoltà. Ma anche la Ferrari non la vedo benissimo. E Ralph lo vedo bene, porca miseria. Non lo prendo più. Ho fatto quel gran sorpasso. Forse le gomme, ho bloccato troppo. Le gomme hanno patito. Le gomme sono finite praticamente, raga. Secondo me. Vabbè. Peccato perché perdo. Potevo guadagnare tanto su tutti. E invece no. Perdo 2 decimi da Michael. Tutto per quell'errore sempre là dove sbaglio il tornante. Come comunque a caccia, il Kuma non molla. Il Kuma non molla, non mollerà mai veneziano. Peccato perché poteva essere la seconda doppietta Williams consecutiva. No, ma la macchina non è più a posto, ragazzi. Non riesco più a fare neanche le curve in pieno. Ma che palle, oh. Perdo ancora. Vabbè.
Almeno guadagno qualcosina su Jarno. Incredibile come è girata la gara. Just 3 laps to go now. 3 laps. Pensavo di poter rimontare, invece non ne ho proprio. Bene la prima parte, poi secondo me le gomme è il problema. Le gomme non mi durano, quello stile di guida come indiano pazzo. Adesso devo frenare prima per rimanere in pista. C'è poco da fare. Quello è il problema. Non ce la faccio proprio, purtroppo. Mi dispiace, ma perdo a ogni giro qualcosa. Per carità, guadagno sempre su Barrichello, però perdo su Mikel, purtroppo, che comunque secondo me è lui il favorito di quest'anno. Two laps left. Next time by will be your final lap. 2 laps remaining. Gara incredibile. Sembrava un trionfo invece. Ralf ha sfruttato il mio bloccaggio pesante, per carità, ma dopo non sono più riuscito a prenderlo, ho perso anche il posto da Michael. E non ho più ritmo. Crollata la macchina, crollate le prestazioni dopo 3-4 giri, purtroppo. Vabbè. Almeno accorciamo su Barry. Adesso guadagno qualcosina, ma sembra troppo tardi. Chissà che magari non ha un calo anche Schumi di prestazioni, porca miseria. Ralf, gara ineccepibile, eh? Bravo Ralf, bravo Ralf. Cazzo, ho This is guadagnato. your final lap of the race. Ho guadagnato tantissimo adesso. Che macchina stramba che ho. Probabilmente sta rallentando anche Michael. Magari ha problemi Michael, speriamo, che l'ho visto rallentare prima, eh. Yellow flag non è Michael, però non è Michael. Guarda quanto ho guadagnato adesso. Ma stanno perdendo entrambi tanto, incredibile. Adesso, ma vaffancuore. Mi bastava un giro in più e forse, vabbè, sono crollati anche loro adesso. Sono crollati di prestazioni entrambi, ma non basta. Guarda, guarda quanto hanno perso. Vabbè. Pazienza. Ho sbagliato anch'io qua comunque. Va bene così. L'importante era guadagnare su Rubigno. Bel duello con Schumi, l'ha vinto lui. Ma è una macchina inferiore, quindi va benissimo. Così, il ganador però è Ralf Schumacher. Raga, Button, pole position, poi Alonso e Trulli, Schumi quarto, incredibile, Barry quinto, noi decimi, a fatica, i big a fatica, mamma mia, pazzesco. Comunque non ho un bel setup per Monte Carlo, tanti errori, tante correzioni, sarà durissima Beppe. Vai raga, vediamo se riusciamo a fare, ma la vedo dura, il mondiale è un sogno, cioè, quest'anno purtroppo, l'altro anno avevo le grandi chance sprecate così con la Williams. Clutch out, we're green. Quest'anno invece è utopia pura, senza, mamma mia, prevedo bordelli.
We've dropped down into P12. Mamma mia! You're in ninth position. Qualcuno mi ha 8th centrato, place. ma You're in 8th place. mi è andata bene. Adesso vediamo, ragazzi. A Monte Carlo chiaramente chiedo qualche licenza poetica in più perché l'è dura. Il come si butta, il come si butta. P7 now. P7. P7 intanto. P6. We have P6. Mamma come ho superato Barry correttamente. Mamma come ho superato Barry. Vedi, appena faccio con le gomme, c'ho le gomme, il problema. Appena blocco, ciao. L'altro anno ho vinto a Monte Carlo e l'altro anno ho fatto una gran stagione, raga. Buttata via l'ultima curva, ma... Però bene che le Ferrari non vincono. Questo è positivo. Le Ferrari non stanno dominando come... Insomma, cioè la previsione era questa nel 2004, eh? Una Ferrari iperdominatrice. Per il momento non è così. Giro record di Alfonso. Le Renault stanno crescendo molto, le Renault. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Un Briatore ha detto che il prossimo anno vuole lottare per il titolo. Chissà. Fisichella. Ha un buon ritmo fisico. Noi intanto cerchiamo di tenere dietro Barrichello. Schumi ha solo 2 posizioni di vantaggio su di noi, quindi in caso, se finisce così la gara, va più che bene, perdiamo pochissimo. Magari davanti succede qualcosa e guadagniamo qualche altro punticino. Sono attaccato a fisico. Non ho un ritmo da vittoria ovviamente, ma neanche un ritmo pessimo. Questo è importante per il morale. Jarno, Paul. Fastest di Jarno, fastest di Michael. Attenzione. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Infatti Michael se ne sta andando. Yellow flag davanti. A muro Alonso, a muro Alonso. P5. A muro Alonso da primo. Alonso non ha ancora la freddezza. Può venire su un buon pilota a nostro parere. Mamma mia. 4th position. You're in 4th position. Quarti, buon sorpasso. Non perfetto ma buono, dai. Perdonatemi, tastiera le dura. CP4 con la tastiera alle durissima. Diciamo, ecco, se lo faccio su Michael ovviamente lascio la posizione. Fisichella non lotta. E poi in realtà ne ho perso perché Barrichello così ha superato Fisichella. Quindi il Kuma riesce a fare la cagata su cagate. Un leggero tocco minuscolo che però ha avvantaggiato anche Rubigno. Vediamo se ho ritmo per recuperare su Schumi. Tanto siamo quarti. Michael è in podio. Michael è in zona podio. Che incidente di Alonso però, mamma mia. Che lotta con Schumi però. Sta venendo fuori un mondiale bello in questo momento, tutti là. Ma il Cume a caccia, signori, eh? Il Cume sembra a caccia. Però 2-3. Ma non è lontano. E Ralf purtroppo è indietro. Ralf fa una gara bella e 10 brutte.
E poi Cervain, che ha vinto 7 gare da quando c'è la Formula 1 dell'era kumendiana dal 98, ha vinto il mondiale. Incredibile. Attenzione, sto prendendo Schumi, Me lo sto pigliando, Schumi. Adesso ritmo non so come. Ma c'è ritmo, Beppe, c'è ritmo. Fastest di Jenson. No, fastest di Juan Pablo Cume. Fastest lap of the race so far. Sto girando come un forsennato adesso. Ralph è fuori dei primi 8. Malissimo Ralph. Ralph addirittura 17esimo. Sarà successo qualcosa sicuro. Siamo vicinissimi a Michael. Non molla il Cume, non molla nulla. Sembrava una stagione disastrosa, ma invece siamo qua che lottiamo. Concentration, please. Devo mettere pressione al 3 volte campione del mondo. Siamo noi re di questa mondiali della nuova era kumendiana, Formula 1 dal 98. C'è un nuovo Albo d'Oro, l'Albo d'Oro definitivo. E che superare Monte Carlo è veramente dura. Qua ho perso qualcosa purtroppo. Mi basterebbe terzo, ora sarei già contento. No! Mamma mia! Salvato, sfiorata la barriera. Sicuramente il secondo settore dove vado meglio. No, appena detto. Ah, pesante sto ritiro. Questo è pesante. You're down to P6, P6. Sì. You've fallen into P7. You're in P7. You've moved down. Parcheggia mestamente. You're falling down the field. That's P19. Porca miseria, vabbè. Ci ho provato. Good job, mate. Really well done. That was a fantastic Avevo drive. ritmo, ma non è bastata. Perdo tantissimo qua. Pazienza, raga, pazienza. Ho una macchina difficile da guidare quest'anno, purtroppo. Raga, andiamo a vedere le classifiche, non sono ancora disastrose perché per fortuna stanno vincendo in tanti. Allora Barrichello 36, Schumacher 36, Trulli 33 ragazzi, super, Jarno Trulli 27 Ralph, noi molto indietro 25 punti, ma in realtà solo a meno 11 dalla vetta, anche abbiamo tanti piloti davanti. Poi Button 16, Alonso 14, Coulthard 10, 9 Fisichella, Sato, Webber, Massa 5, Raikkonen 3, Panis 3, McLaren disastrose. Ferrari in fuga 72, Williams 52, Renault 47, Bars 25, poi via tutte le altre, McLaren a 13 disastrosa. 2 vittorie per Rubinho, una per Schumi, una per il Cume, una per Montoya, una per Ralph, una per Jenson, Button. 3 vittorie Ferrari, 2 Williams, 1 Bar, molto equilibrato. Poi totali 2 Montoya, 2 Cume, 2 Button, 1 Raikkonen e Schumacher, 2 Williams, 2 Bar, una Ferrari, una McLaren. Mondiale stranissimo, dopo 6 gare, una sola vittoria, purtroppo 2 pole, 3 podi, 2 ritiri. Sarà praticamente impossibile vincere il mondiale, ma quantomeno siamo ancora in corsa nonostante i casini. Ciao!